Molto onorato a fare questo discorso e congratulazioni ai diplomati. La Biennale è molto conosciuta a tante persone, ma vedo in particolare che Adriano Donaggio è qui. Ciao Adriano. Da decenni capo ufficio stampa della Biennale, grande esperto in materia, ma anche personaggi come Franco Maracco, quindi grazie per la vostra presenza. Anche Enzo Di Martino, che ha scritto moltissimi volumi sulla Biennale, è quasi un esperto solitario sulla Biennale. Comunque, 123 anni significa 2 anni al minuto, quindi non sarò breve, ma spero di dare un'idea di una storia che è molto importante per Venezia. Insomma, se Venezia ha un futuro come un capitale della cultura contemporanea, è chiaro che la Biennale sta assolutamente al centro di questo possibile futuro, forse un futuro che è già presente con noi. Ecco, è notissimo l'inaugurazione nel 1895 della prima Biennale. La Biennale nasce grazie a Napoleone Bonaparte, perché lui all'inizio dell'Ottocento decreta la creazione dei giardini di Castello. Nel 1810 Gian Antonio Selva li apre e diventa un bel pezzo di Parigi traslocato a Venezia. Poi il vero anticipo della Biennale, una specie di Biennale numero 0, nel 1887 una esposizione di pittura nazionale nei giardini che faceva parte di una politica del governo italiano per cercare di unire culturalmente tutte le regioni, tutte molto diverse una dall'altra d'Italia. Quindi in questo programma Venezia era invitato a fare una mostra 1887 e questo è una specie di prototipo. Quando 6 anni dopo, nel 1893, c'era l'invito di celebrare in qualche modo le nozze d'argento del re Umberto I e sua amatissima moglie Margherita di Savoia. E la risposta di Venezia è stata di proporre un'altra mostra, sempre nei giardini di Castello, e questo si realizza nel 1895 con un paio di anni di ritardo, ma pure vengono i reali ad inaugurarlo. Umberto I con i suoi grandi baffi bianchi è stato lui a inaugurare la prima Biennale. Un triumviro presente sullo schermo è stato responsabile di questo evento. Cominciamo con il sindaco Riccardo Selvatico, papà di 2 pittori, fra l'altro, Lino e Luigi. Riccardo Selvatico, sindaco, ha avuto l'idea, l'ha spinto, ha creato una serie di comitati e commissioni per realizzare il progetto che che rivaleggiava le grandi formule per l'elezione del Doge, quasi, erano tante le commissioni, vedremo uno fra poco. Poeta, commediografo, grande personaggio intellettuale. Stavo dicendo ad un'amica fra poco prima, Venezia ha questo modo di buttare fuori grandi uomini che in qualche modo cominciano a fare tutti i ruoli culturali in città. E Riccardo Selvatico era così, ma era un politico anche abbastanza discusso. Si dimette, mi sembra, non molto dopo l'inaugurazione della prima Biennale. Il suo successore, un certo Filippo Grimani, famoso come il sindaco d'oro, poi mi sembra, non ricordo esattamente, ci sono 2 persone di nome Grimani qui che mi correggerebbero, però 19 anni e 17 anni era sindaco di Venezia e lui presiede questo evento che era del Comune di Venezia. Oggi è difficile ricordare questo, ma il Comune di Venezia gestiva la Biennale. Giovanni Bordiga era lì organizzando le cose, diventa dopo la guerra il presidente, anche lui grande intellettuale, professore di Padova, famoso perché è lui che ha fondato IUAV, l'Università di Architettura qui a Venezia nel 26, una volta presidente della Corina Stampaglia, presidente di questo, di quello, è un altro grande personaggio. Era imparentato a una delle 2 altre uomini qui, ma non ricordo quale. Comunque, il terzo, Antonio Fradeletto, un uomo molto interessante,
brillante studente dell'Università di Padova, figlio di una mamma singola, molto moderno in questo modo, un romano, e lui per molti anni è stato il cosiddetto segretario generale della Biennale. Questo ruolo era l'effettivo gestore, manager, dirigente della Biennale, il segretario generale. Dico solo questo, che hanno avuto in tutte le difficoltà di organizzare questa mostra, che pure hanno fatto in 2 anni, 2 idee molto geniali: che l'evento sia internazionale, a differenza del precedente, e che l'evento avrebbe la continuità, cioè diventerebbe un appuntamento biennale. E questo è segnato, la storia della Biennale ha fissato il suo successo. E aveva un'idea chiara, già allora, che la Biennale poteva in qualche modo gestire un futuro di turismo culturale per la città. Altri personaggi come quello di Volpi, che stava promuovendo in questi anni il Lido come luogo balneare, avevano la stessa idea di creare in qualche modo con il turismo un futuro per la città. E basta guardare dove siamo oggi. Allora, grandi dimostrazioni di networking creano un comitato di patrocinio, e questo valanga di nome vi dà l'idea di come erano le prime biennali. Erano ufficiali, accademici, saloni, conservativi, grande repertorio dei maestri, i pompier quasi dell'Ottocento. E questo è il carattere di tutti i primi biennali. Ho segnato l'età media, è stato faticoso calcolarlo, devo dire, ma a 49 anni, siamo 123 anni fa. Oggi, come sapete, con Richter e Kiefer e tanti altri artisti già molto maturi, ma pure freschissimi come innovazione, allora l'età contava, e vedremo fra poco che l'esclusione dei giovani della Biennale era un fattore dominante in tutte le Biennali prima della Grande Guerra. Già all'inizio fissavano i premi. Ho detto che era molto conservativo il gusto della Biennale, pure vediamo se questo funziona, con Segantini hanno puntualmente riconosciuto un'avanguardia italiana, l'avanguardia di allora, prima del futurismo, cioè il divisionismo in chiave simbolista. Quindi un premio minore, 5.000 euro dal governo per Segantini, Max Liebermann, un premio dalla provincia, sempre 5.000 lire, ma il gran premio andasse a Francesco Paolo Michetti, che ho messo anche sull'invito dell'evento. La figlia di Iorio ha una storia interessante. Già nel 1880 troviamo Michetti, giovane, con un suo amico, altrettanto abruzzese, Gabriele D'Annunzio, a visitare un villaggio a sud-est di Pescara. E loro vedono un strano evento, una ragazza che passa davanti a degli uomini e loro urlano insulti, dileggi, eccetera, e non capivano perché. E costruiscono attorno a questo una fiaba. Michetti si mette a lavorare subito con degli schizzi, ma soltanto 15 anni dopo, spinto dall'appuntamento della Biennale, crea un quadro grande, 5,5 metri di larghezza, una vera macchina di un'opera d'arte. Ed è la figlia di Iorio che viene premiata con i 10.000 euro del Comune di Venezia. Michetti stesso è raffigurato nell'uomo secondo da sinistra, quello che guarda non con orrore ma con stupore alla misteriosa ragazza che passa. Ha una storia successiva a questo quadro, perché Gabriele D'Annunzio decide a un certo punto di fare una commedia con lo stesso titolo e diventa la commedia di più successo di Gabriele D'Annunzio di tutta la sua carriera. Nel 1904
lo mette in palcoscenico, e quando lui nomina non l'amante Eleonora Duse, ma Irma Grammatica, come il titolo, come la figlia di Iorio stesso, ha segnato la fine del rapporto fra D'Annunzio e Eleonora Duse. Ma forse per i veneziani è più interessante il fatto che un secondo ruolo è stato dato a una certa Lida Borelli, la sua prima chance nel teatro, e Lida nel 1918 rinuncia alla carriera nei film e sul teatro, sposa Vittorio Cini, bello, giovane, aristocratico, ferrarese, proprio il Vittorio Cini che decenni dopo crea la Fondazione Giorgio Cini qui a Venezia. La commedia di D'Annunzio era una cosa incredibile, piena di stregonerie, superstizioni, visioni, massacri, eccetera, una cosa straordinaria, ma tutto nasce di questo exploit, questa villeggiatura di Michetti e D'Annunzio nel 1980. Il quadro stesso era insultato nella stampa abbastanza, l'ho visto una volta, queste enormi aggiunte, applique di gesso in fondo, cioè lui letteralmente costruisce le pietre di questo villaggio roccioso con gesso e poi li dipinge con tempera, eccetera. Era insultato per questo strano fatto. Vediamo che i critici vogliono sempre che la pittura sia quello che era prima e non quello che potrebbe essere nel futuro. Obiettavano anche al fatto di un certo non finito. Pure vince il premio e con questo comincia tutto un secolo di premi vari, tutti più o meno interessanti, che danno la Biennale. I primi anni della Biennale avevano anche questo carattere di costruire, cominciando con Belgio nel 1907, di costruire piccoli padiglioni attorno al padiglione centrale che avete visto in una delle precedenti diapositive. Questo è stato importante, forse ha dato una certa autonomia alle cosiddette presenze degli stranieri internazionali e forse in questo modo ha arricchito l'offerta della Biennale, non sempre. Prendiamo per esempio Francia, che mi sembra giusto, eccolo giusto, sotto a destra. Nel 1910, certo Vittorio Pica, a cui arriveremo fra poco, organizza, è stato bravo, mostre di Gustave Courbet e di Renoir alla Biennale. Una delle prime aperture a quello che si potrebbe definire il modernismo o le avanguardie comunque. E questo è stato bravo, ma invece nel 1912, con cubismo a Parigi già affermato, troviamo il padiglione francese ad offrire Gaston Latouche, con paesaggi sentimentali e donne dolci, Jacques-Émile Blanche, grande ritrattista di moda, e Émile René Menard, con paesaggi emotivi e allegorie alla Puvis. Quindi molto conservativo anche quello di francese, quello del 14 con ormai cubismo scontato, con orfismo già a posto a Parigi, continuavo a proporre questo tipo di pittura. Inghilterra non era meglio, dozzine e dozzine di quadri di pittori che sono quasi tutti dimenticati oggigiorno. Nel 1905 Picasso viene rifiutato dalla Biennale. Questo è un episodio che ha sempre suscitato curiosità, anche perché a un certo punto un cronista della Biennale, Romolo Bazzoni, propone che fu proprio nel 1910, non 5, che c'è stato il rifiuto di Picasso. E questo significava subito nella mente che un quadro analitico cubista è stato rifiutato e il rifiuto della Biennale verso le avanguardie era in qualche modo reso palpabile da questo evento. Invece, grazie alle ricerche di Jean-François Rodriguez, sappiamo la verità, che nel 1905 un pittore classico di moda spagnolo, Ignacio Zuloaga, invitato a fare una presenza spagnola all'interno del padiglione della Biennale, invita oltre 20 artisti, Picasso compreso. Picasso manda 2 opere, eccoli sullo schermo, uno grande e uno piccolo. In verità, quello a destra
non è proprio quello che è stato spedito, perché è stato sovradipinto, mi sembra 2 volte, ma sotto quel grande tela, uno dei più famosi quadri di Picasso del periodo rosa, c'è quello che lui ha spedito, un grande telero alla Biennale del 1905. Picasso compare nel comunicato stampa di quell'anno e poi all'improvviso non c'è più. Con scompare dal catalogo non erano esposte. Picasso era convinto che per 2 o 3 giorni erano esposte le 2 opere, invece apparentemente il catalogo indica che non erano neanche appesi al muro. Quindi un rifiuto difficile spiegare. Questi quadri del periodo rosa di Picasso andavano benissimo nell'ambiente simbolista, un po' sentimentale dell'epoca, non si capisce perché. Ma comunque è attribuito a non altro che Antonio Fradeletto. Antonio Fradeletto che con una mano forte decide, lui, non critico, non storico dell'arte, di rimuovere le opere per paura di uno scandalo. Indica un certo esercizio da parte del segretario generale sulle strade culturali della Biennale, ma innanzitutto una paura dei giovani. Finché parlavo di scandali, devo dire che ho dimenticato parlare di un quadro nel dispositivo dei premi, il quadro di Giacomo Grosso con le donne nude sulla bara, che avete sicuramente notato. Anche quello ha creato a sua volta uno scandalo, allora con il patriarca di Venezia, che diventa Papa Pio X. Comunque i scandali facevano parte del DNA della Biennale e Fradeletto, avendo paura di uno scandalo, ha deciso di fare queste cose. Quindi paura dei giovani, paura del nuovo, e una gestione forte della Biennale è quello che vuole indicare. Paura dei giovani. Questa è un po' una digressione, comunque nel 1998 una certa Felicità Bevilacqua La Masa, vedova di un generale garibaldino, scrive il testamento offrendo alla città di Venezia grande palazzo barocco di Longhena, cioè Capesero. La sua idea era molto chiara. Ultimo piano, studi per gli artisti, giovani, senza speranze, giovani artisti comunque. Secondo piano nobile, appartamenti per pagare il finanziamento dell'edificio. E primo piano nobile, piano principale, una mostra permanente di arti decorative della città di Venezia. Quindi lei aveva le idee molto chiare e voleva innanzitutto aiutare i giovani. Muore nel 99 e il palazzo passa al comune. Nel frattempo, anzi prima, 1997, il principe Alberto Giovanelli acquista e offre in donazione alla città 8 opere dalla Biennale. E questo crea un trend in cui nei primi anni della Biennale centinaia di opere, spesso molto grandi, tele, sculture, eccetera, vengono acquisite anche dal re d'Italia stesso per donare alla città di Venezia dalla Biennale. E quindi il comune si trovava con un problema classico. Cosa facciamo con tutte queste opere d'arte? E dopo un breve periodo schiacciati dentro sale di Ca' Foscari, loro hanno colonizzato Capesero e nel 1902 apre Capesero, Galleria Internazionale d'Arte Moderna. In sordina, nessun trionfalismo, forse per vergogna, perché effettivamente stavano traducendo le volontà della Felicità Bevilacqua La Masa. Quindi rimaneva il problema del comune come aiutare i giovani, perché se non lo facevano il palazzo ritornava agli eredi lontani della felicità. Nel 1905 finalmente creano la Fondazione Bevilacqua La Masa e nel 1907 finalmente nominano un direttore sia per Capesero che per la Fondazione Bevilacqua La Masa ed era Nino Barbantini. Un uomo molto attivo, giovane, studente di legge, ferrarese come Cini, anche lui, e arriva pieno di cose da fare. E crea subito un contrasto con Fradeletto. Ho già indicato che Fradeletto aveva
maniere molto forti. E già nel primo anno della prima mostra, 1908, lui minaccia Barbantini dicendo: se tu disturbi la Biennale ti distruggerò. Quindi c'è subito un conflitto, un senso di gelosia, che devo dire che ho notato qualche volta anch'io negli ultimi decenni nella Biennale, questo senso di empowerment, di entitlement, di potere, e quindi un conflitto fra Diletto. La storia è complessa e lunga, e sarò breve, ma in effetti nel 1910 l'anno di più successo in qualche modo di Capesero, con le mostre di Capesero. La prima mostra di Umberto Boccione, le prime presenze in Capesero di Angino Rossi, di Tullio Garbari e altri. È stato un anno brillante per Capesero. Più che mai Fra Diletto e la Biennale si sentivano minacciati dalla presenza di giovani. Infatti la Bevilacqua nel suo testamento riferiva al fatto che i giovani avevano bisogno di aiuto perché le porte delle grandi mostre erano chiuse a loro, e implicitamente riferiva alla Biennale. Gino Rossi era forse il più avanguardista del gruppo. Questo è un bellissimo quadro che ho avuto il privilegio di esporre per un po' di anni qui a Venezia, la fanciulla col fiore, e indica una conoscenza dell'avanguardia di Gauguin, del sintetismo di Paul Sérusier e così via. Quindi una tendenza di innovazione a Capesero che mancava sotto la mano forte di Fra Diletto. Continuo un attimo con loro. Nel 1912 le cose si infiammano, 13 mi sembra, infiammano terribilmente. Un giornalista insulta le opere di Arturo Martini in una mostra di Capesero, e se andate a Capesero oggi e vedete una scultura in ceramica chiamata La fanciulla pieno di amore, vedrete perché possono essere offensivi queste opere ai pompieri della Biennale. Però c'è stata una grande discussione, Gino Rossi e Arturo Martini al centro, c'è stato un lungo dibattito nel Consiglio Comunale, e Fra Diletto ha fatto di tutto per rimuovere Barbantini dalla sua posizione. Barbantini vince anche perché la stampa locale era a suo favore, c'era Gino Damarini del Gazzettino e così via. Quindi lui riesce, ma la vittoria è stata una vittoria di Pirro. In effetti nel 1914 Capesero è già in declino in qualche modo. Il sindaco Grimani decide che non ci dovrebbe essere una mostra di Capesero in quell'anno. C'era un salone, una mostra di rifiutati al Lido, guidato da Arturo Martini, eccetera, ma in qualche modo i capeserini, il gruppo di giovani contro la Biennale, si disperde anche causa la guerra che, come sapete, per l'Italia comincia nel 1915. Quindi un episodio, il conflitto con Fondazione Bevilacqua La Masa, che indica un po' il gusto e le maniere della Biennale prima della Grande Guerra. Gli anni dopo la Grande Guerra, la seconda fase della Biennale, dal 1920 al 1942, era anche quello segnato da un triumviro, però che non lavorava proprio insieme. Si parte da Vittorio Pica, un personaggio molto interessante, molto più colto, almeno preparato per la Biennale rispetto a Fra Diletto, napoletano mezzo, inglese mezzo, critico di letteratura francese, appassionato di stampe, specialmente dei simbolisti, penso di Beardsley e di Odilon Redon, per esempio, commentatore sulla Biennale già dal 1997, e dal 1910 segretario generale, quando fa la mostra di Courbet e di Renoir. Nei primi anni 20 lui cerca in tutti i modi di fare quello che risulta dopo una specie di alba falsa, una partenza poi stroncata per mettere la Biennale in una posizione di rappresentare sempre le avanguardie. Nel 20, per esempio, vi do qualche dettaglio, nella sua prima Biennale Pica porta Van Gogh, Cézanne, il simbolismo di Hölder e di Redon, il neo-impressionismo, tutti presenti a quella Biennale, il gruppo di Otto da New York, il loro piccolo avant-garde provinciale, anche l'impressionismo americano era presente.
i russi, Larionov, Goncharov e Jawlensky, e la scultura di Archipenko, che suscita anche quello orrore con i commentatori, i critici conservativi nominati mostruose stramberie. Comunque un tentativo di aggiornare la Biennale e mettere da parte tutti i vecchi maestri, la guardia vecchia, diciamo, dell'evento. Alla sua destra di Volpi con la barbetta, Antonio Maraini, grande attivista, formidabile carrierista con la sua scultura, un personaggio veramente forte, non era male, molto conservativo. E lui defenestra, la defenestrazione nel 27 picca e diventa lui per molto tempo segretario generale con a capo suo nel 1926, probabilmente era la nomina di Volpi, conte Giuseppe Volpi di Misurata. Quindi di nuovo grandi poteri, uomini forti alla guida della Biennale. Pure, nonostante quello che potrebbe sembrare una svolta, diciamo, nazionalista, fascista, conservativa, è anche vero che nel 26 e di nuovo nel 28 la Biennale ha fatto di tutto per far arrivare finalmente Picasso. Ma Picasso queste volte è lui a fare il rifiuto. Non risponde agli email, neanche al telefono, cioè non risponde. E probabilmente lui, che non era una presa di posizione politica, secondo me, anche perché nel 28 Mussolini era all'apice del suo successo, della sua popolarità. Probabilmente era il rammarico che nel 1905 è stato trattato male. Nel 1905 lui aveva proprio bisogno di un riconoscimento internazionale. Era povero, disgraziato, aveva bisogno di quello che vediamo in tutti questi decenni, quello che la Biennale può offrire è il riconoscimento internazionale. E lui non risponde né nel 26 né nel 28. L'epoca di Maraini e di Volpi era molto importante, è un periodo di grande crescita. Pensate della Biennale Musica nel 30, del Festival del Cinema nel 32, la Biennale del Teatro nel 34, c'è una crescita multidisciplinare della Biennale in quel periodo, anche la nascita dell'ASAC, dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee, che oggi ormai è tra le più grandi biblioteche dell'arte moderna in Italia, è assolutamente accessibile agli studiosi. Quindi questo nasce in questo periodo, gli anni 30, con questa gestione molto forte, ma è vero anche sempre più chiusa e nazionalistica, avendo anche arruolato i futuristi nel servizio del fascismo. Questo decennio degli anni 30. I padiglioni continuavano a crescere. La Biennale è passata oltre il Rio di Sant'Elena con tutta una serie di triste, anguste padiglioni, devo dire, però nel 30 grande successo, molto voluto da Mussolini, la presenza degli americani con un edificio molto conservativo. Joseph Hoffman nel 1934. C'è un fenomeno qui che pochi notano, che la Biennale fungeva anche da una porta di servizio per l'arrivo di di architetti non italiani. Infatti io trovo, prima di questo padiglione, che c'è un unico edificio non italiano, di un architetto non italiano in tutta Venezia, che sarebbe sorprendentemente il grande mulino Stucchi alla Giudecca di un tedesco di Hannover. Però prima di allora l'architettura veneziana era limitatissima a solo architetti italiani, non posso dire i veneziani perché c'è insomma Sansovino presente. Però questo è un aspetto della Biennale molto interessante, e per quello che ho aggiunto anche Gerrit Rietveld per Olanda, anche se dopo la guerra tante altre costruzioni erano in fase di erano spesso costruiti, ricostruiti, ma c'è Germania, c'è Grecia e così via. Quindi un aspetto della Biennale che è unico, che è peculiare alla Biennale, è proprio questo
effetto satellite o molecolare di un padiglione centrale con oltre 20 padiglioni attorno. Nessun altro delle biennali ha questa forma ed è una delle sue forze: autonomia, varietà, rivalità fra le nazioni e forse anche un modo di finanziare l'evento, perché in fondo ogni governo deve finanziare il proprio padiglione e quindi una strategia molto acuta per delegare le presenze internazionali ai governi dei paesi stessi. Vi propongo 3 episodi di questo periodo fra le 2 grandi guerre. Nel 1922 una strana presenza completamente inattesa di arte africana. 33 sculture schiacciate in una piccola stanzina con una scala in un angolo lontano dal padiglione in genere, assolutamente insultato dal luogo, pure c'era. Opere da 2 musei fra Firenze e Roma, curato da un certo Carlo Anti. Ed è molto interessante, Anti scrive un pezzo molto intelligente sull'arte africana nel catalogo. E l'importanza di questo, secondo me, è che l'arte africana finora era sempre chiuso nei musei etnografici. Gli artisti e i galleristi erano i primi, in qualche modo, a riconoscere il valore artistico dell'arte africana. Pensiamo di Derain, di Matisse, Picasso, semmai anche di Bruckner, negli anni 30 John Graham e Adolf Gottlieb in America, eccetera. Comunque gli artisti, Paul Guillaume e il gallerista, loro riconoscevano il valore artistico di queste cose. Fra gli studiosi dell'arte africana, soltanto nel decennio dal 15 al 25 della storiografia, cominciano a esaltare l'aspetto artistico di queste sculture monolossi di arte africana. Quindi il fatto che la Biennale nel 22, prima per esempio del Brooklyn Museum, che nel 23 espone ben 1500 opere di arte africana, prima di tanti anni che MoMA non ha ancora creato, è vero, MoMA fa una loro mostra di arte africana, troviamo arte africana collocata in un contesto di arte contemporanea. Questo è molto intelligente, sicuramente è dovuto a Vittorio Pica, ma bisogna dare un po' di merito a Carlo Anti. Carlo Anti era anche un personaggio molto interessante, rettore dell'Università di Padova, anni dopo, molto famoso. Era noto come il signor fascistissimo, quindi era molto amato dal regime, che andava benissimo. È stato lui a proporre per 2 dei palazzi dell'Università, il Palazzo Bo e il Palazzo Liviano, murale di artisti contemporanei, di Sironi, Gio Ponti, ma anche dell'ebreo Massimo Campigli, eccetera. Quindi un uomo di apertura, in qualche modo un emblema di come personaggi come lui prosperavano negli anni 30, quando, specialmente nei fine anni 30, quando il fascismo era il suo più forte. Quindi Carlo Anti in sé è un personaggio interessante. Nello stesso Biennale Pica propone Amedeo Modigliani e il successore di Filippo Gramani come sindaco, Davide Giordano, insulta la mostra di Modigliani con inconsapevole astuzia, dicendo doveva essere esposto assieme agli oggetti africani, quindi aveva capito tutto in qualche modo. Però lui non intendeva fare complimenti sicuramente a Modigliani o a Pica nemmeno. Secondo episodio, nel 1934, per la prima volta, il neo-padiglione americano sceglie un museo per curare la mostra, The Whitney Museum of American Art, con la direttrice Juliana Force, nomen omen, una donna di ferro, che propone una mostra di bellissime opere, ormai capisaldi delle collezioni storiche del Whitney, Hopper, Stuart Curry, Grant Wood, eccetera, eccetera, Sheila, Demuth, cioè bellissime opere degli anni 30 del Museo Whitney. La mostra era insultata nella stampa, debole, degradato e titubante, è stata una delle frasi
della stampa. Però quello a cui voglio riferire è il 1934 è l'anno in cui Adolf Hitler doveva incontrare Benito Mussolini, prima a Stra e poi a Venezia. Quindi un anno molto importante per Mussolini. E Mussolini voleva tutta la stampa favorevole possibile. Quindi quando William Randolph Hearst scrive a lui chiedendo che una sua opera viene esposta nel padiglione americano, appunto quello del polacco a sinistra, della sua amante Marion Davis, proprio perché nel 1934 lei compariva nel Festival del Cinema, e quindi William Randolph Hearst voleva fare un complimento alla sua amante, eccetera, e pensava di farlo in quel modo. Ma la forza, per così dire, dice no, non è un'opera americana, non è un'opera del Whitney, no, niente, dice. E quindi è per questo che Hearst chiama suo amico Mussolini. Mussolini e Margherita Sarfatti erano nell'abitudine di scrivere articoli per un po' di soldi in più per i giornali di William Randolph Hearst, e quindi erano in contatto fra di loro. Mussolini si rivolge al suo ex ministro Giuseppe Volpi. Volpi dà istruzioni al suo braccio destro Antonio Marini, e il giorno prima dell'inaugurazione arriva un factotum di William Randolph Hearst, un certo Bergson, con il quadro sotto braccio. Cerca disperatamente nel padiglione un posto dove appendere l'opera, trova che l'unico posto era di coprire una finestra, ancora oggi coperto in verità, nel padiglione, che significava che chi visitava il padiglione vedeva per primo Marion Davis in questa bellissima rappresentazione. Forse era furibonda. Il suo delegato Gerald Kelly scrive, dice non poteva fare niente, lei era ancora a New York litigando con i sindacati, e quindi lei subito comincia una causa contro Giuseppe Volpi, la Biennale in effetti. Però con i tempi, con la sequestrazione del padiglione, giuridicamente arriva fino a novembre, eccetera, la Biennale ormai chiuso da tempo, e quindi era inutile in qualche modo andare avanti. Comunque questo episodio ha avuto una piccola coda. Nel 1936 il padiglione americano era per l'unica volta nella sua storia buio, cioè non c'era niente. Il motivo è che gli artisti, tutti molto di sinistra suppongo, e siamo negli anni 30, pretendevano ad un affitto di $10 al mese per ogni opera esposta. E visto che c'erano centinaia di opere previste per il padiglione, questo significava un sacco di soldi per un ente non profit che sarebbe il Grand Central Galleries. Il proprietario del padiglione l'hanno costruito nel 30, erano proprietari e organizzavano loro la mostra. E quindi loro dicevano di no, tutti hanno litigato e il risultato niente mostra americana nel 36. Però certi artisti hanno rifiutato di mandare le loro opere per solidarietà per il maltrattamento di Juliana Voss 2 anni prima. Lo ricordavano questa disgrazia. Terzo episodio, che ho conosciuto poco tempo fa, grazie ad un amico, un grande studioso dell'arte italiana moderna, Flavio Fergonzi. Studiando un po' Marino Marini, scopro che nel 1936 la Biennale presenta, o Marino Marini presenta presso la Biennale, il suo primo cavallo. Il cavallo e i cavalieri diventano il motif più conosciuto di Marini, specialmente negli anni 50, quando diventa lo scultore più amato italiano negli Stati Uniti. Primo cavallo, 1936, cavallo e cavaliere. La stampa era inorridita. È sorprendente, se ci fosse stato Fra Diletto l'avrebbe espulso subito, suppongo, in quel periodo. Citazione della stampa, il sommario imballaggio di una statua equestre, la modellazione pretenziosa e sommaria, il senso di mal chiuso delle forme come di cartone. Ed in effetti, guardando l'altra scultura equestre in alto a sinistra, si può capire perché ha fatto uno shock. Fra l'altro era esposto con grande insensibilità nel padiglione centrale della Biennale, contornato da opere impressioniste, tardo impressionisti.
E l'impressione più forte era proprio che erano stanchi questi impressionisti. Poi se uno guarda tutte le altre sculture in quella biennale, tutto sentimentalismo, il verismo, cioè cose di Art Deco, tutte cose molto morbide. Invece arriva questo durissimo cavaliere. Solo 30 anni dopo Marini rivela il suo fonte, che era il cavaliere del cattedrale di Bamberga in Germania, in Baviera. Però arriva come grande sorpresa. Tieni duro Marino Marini, continua a fare altri cavalli altrettanto dure. Prendiamo Gore, per esempio, vince una grande gara per mettere sua scultura all'Expo Universale di Parigi nel 1937, e lì è stato, perché il nuovo ruolo apparentemente della statua equestre è proprio di proporre il fascismo, cioè l'eroismo non solo di Mussolini ma tutta la razza italiana. E la differenza fra questi due cavalli è interessante. Gore tutto curve, muscoloso il cavaliere, con capelli un po' da Cesare, gesti retorici, eccetera. Tutto quello che si potrebbe fare in una specie di eredità da Marco Aurelio, diciamo, sul Campidoglio. Infatti la gara nominava Marco Aurelio come prototipo per la mostra. Quindi lui vince, grande successo. Non a caso è stato distrutto dopo una sosta a Brescia, mi sembra, nell'81. Però il contrasto fra questi due è interessante e segnala che Marini trasforma un genere tradizionale, quello del monumento celebrativo. Pensate di Garibaldi e di Vittorio Emanuele II in tutte le piazze d'Italia, in un oggetto d'arte, una forma di vera pura arte, di volumi architettonici, per usare la frase tipica della critica d'arte. Quindi si segnala una trasformazione, un momento chiave nella carriera di Marino Marini, che si può definire modernista, che accade proprio alla Biennale. E la Biennale serviva per queste cose, sempre come spinta e sfida. Ha avuto un strano coda, questo Flavio Fergonzi mi ha indicato questa pubblicazione Perseo di Varese, e a destra, se guardate bene, un po' sinistramente arriva il cavallo di Marino Marini. Non riesco a riconoscere altre opere in quel montage, tranne un piccolo Morandi che ha avuto il privilegio di esporre qui a Venezia per 17 anni, un bagnante cesanesco di Giorgio Morandi, le altre sicuramente Arturo Martini figura in quel gruppo di sculture. Quindi se non riuscite a leggere a sinistra i grandi maestri, maggiormente Raffaello e Leonardo, i grandi maestri del passato esaltavano la razza, a destra le opere di certi modernisti, è chiaro che denigrano la razza, quindi una specie di piccolo tentativo verso l'Entarter der Kunst, l'arte degenerata, stile nazista. Però è sempre stato soft in Italia, non è accaduto niente, era solo un exploit giornalistica questo. Passiamo alle biennali del dopoguerra. 1948 è stata una delle grandi biennali per diversi motivi nella sua storia, la prima biennale del dopoguerra. Arriva Rodolfo Palochini, grande storico dell'arte rinascimentale veneziano, però lui ha dimostrato grandissima intelligenza. E ritengo in qualche modo che la biennale, come noi lo pensiamo oggi, nasce nel 1948. Tutto quello che precedeva erano, come dico, un'altra cosa o un'alba falsa, quello dovuto a Vittorio Pica. Quindi nel breve piccolo episodio di un'avanguardia italiana quasi veneziana, il fronte nuovo delle arti, ha un momento apice presentandosi in 2 sale della Biennale del 48. Vi do 2 esempi. Già nel dicembre 46 è stato emesso un manifesto a Roma però, alla galleria, non ricordo più, un manifesto del neocubismo, cioè una ripresa del modernismo attraverso le opere tarde di Pablo Picasso, come il nuovo rilancio, dopo il rilancio nella Repubblica finalmente d'Italia.
E quindi quello che vedete sono opere giovanili in stile neocubista di Pizzenato e San Tommaso, tutti e due veneziani. E giù a destra finalmente una sala dedicata a Picasso, che ha perdonato la Biennale per i suoi peccati del 1905 e arriva addirittura la Pêche de Nuit ad Antibes, cioè grandissima tela che ha influenzato molti artisti, anche se erano pronti. Avevano tenuto traccia negli anni 30 di Picasso, erano abbastanza aggiornati gli artisti, ma l'arrivo di questa sala è stato veramente una grande rivelazione, una conferma per tanti artisti. Quindi due cose, Fonte Nuova dell'Arte, la sala di Picasso, uno scandalo con Giorgio De Chirico, Franco Arcangeli, raffinatissimo critico d'arte, è invitato a curare una mostra di 3 metafisici, pittori metafisici, cioè Carlo Carrà, Giorgio De Chirico e Giorgio Morandi, e lo fa. De Chirico va su tutte le furie. Ritiene che Morandi non è un metafisico, ritiene che c'è un'opera falsa nella mostra e ritiene che lui, non essendo stato consultato, ancor meno invitato per una sala personale, ha avuto una lesione ai suoi diritti, quindi fa causa. Nel 1951 vince la causa addirittura, la Corte lo attribuisce 250.000 lire, mi sembra. Vince questa causa. Nel frattempo comincia a fare mostre anti-biennale, come vedete, 3 volte, 52, 52, 54, quindi una specie di anti-biennale proposto da questo grande ego che è Giorgio De Chirico. Nel 1955 la Biennale ovviamente ha fatto ricorso, è duro, la Biennale non molla, e hanno vinto il ricorso, dando con un'importante sentenza della Corte, vediamo se... ecco. Affermando il diritto di esporre le loro opere, i proprietari, senza chiedere il permesso degli artisti. È difficile immaginare oggigiorno, pure abbiamo il diritto di seguito, però la Corte ragionevolmente ha insistito che se un proprietario, un museo o un collezionista vuole esporre la sua opera, può dirlo, può farlo senza chiedere il permesso, se non è già scritto nel contratto di acquisto che ci sono una restrizione del genere. Quindi vince la causa, scoppia la pace e nel 1956 finalmente De Chirico è invitato a fare una mostra personale presso la Biennale. 48 è famoso anche per la presenza di Peggy Guggenheim e la sua collezione. Potrei fare un'intera lezione solo su questo evento. Andate pure al museo Peggy Guggenheim adesso, alla collezione, perché c'è una piccola mostra molto carina, proprio dedicata a questo fatto, molto importante. Peggy era sempre nel posto giusto, al momento giusto, e in qualche modo lei non poteva sapere che portando la sua collezione a Venezia, ha effettivamente elaborato l'intero programma di Paluchini da 48 a 56. Porta per la prima volta a Venezia il cubismo, vero cubismo storico, l'astrazione neoplastica, cioè prima Picasso, poi Mondrian, e il surrealismo, cioè Max Ernst e tanti altri. Questi 3 movimenti erano ben presenti nella sua mostra, che non si vedevano prima nelle Biennali. Quindi lei ha portato un survey del modernismo che è assolutamente senza precedenti. Paluchini ha dovuto lottare, era Giuseppe Santomaso a proporre a Paluchini questo invito di portare da New York a Venezia la collezione. Ha dovuto lottare Roberto Longhi, lo cito. Roberto Longhi era contrario, in parte perché era geloso della propria mostra di impressionismo, ben 150 opere. Ma guardiamo, nel 1948 fanno alla Biennale una mostra di impressionismo dell'Ottocento, però era necessario, semmai, come inizio di questo tragitto di avanguardie nelle Biennali che seguivano. Però a lui non piaceva l'arte moderna, era citato dicendo «mostre come quella della Guggenheim fanno più male che bene agli italiani», quindi era assolutamente contrario. Ed forse non è a caso che Peggy era allontanato totalmente dal padiglione centrale
Era proprio ai margini, nel padiglione greco della Biennale. Però lei andava bene. Lei andava sempre avanti guardando il futuro, non il passato. Lei è stata bravissima. Non sapeva sicuramente che c'era in atto proprio in quel momento la diatriba fra i critici e gli artisti sul realismo contro l'astrazione, diatriba che nasce nel 1946 a Roma, che scoppia grazie a Palmiro Togliatti, che insiste che gli astratisti sono dei decadenti, eccetera. Nell'intenso momento di questo diatriba nella stampa e negli studi e nei musei, fra questi due momenti, realismo e astrazione, Peggy arriva sereno, tranquilla e propone la sua collezione del modernismo. Lei racconta sempre nelle sue autobiografie le cose, comincia ogni paragrafo. Un giorno, quindi uno dei giorni della Biennale, arriva Bernard Berenson, che a lei ha fatto molta impressione. Lei leggeva da giovane Bernard Berenson quando guardava i vecchi maestri nei musei europei. Bernard Berenson arriva, lui odiava l'arte moderna, odiava l'erotismo nell'arte, e Peggy lo fa girare per vedere la mostra, inorridito dalla sposalizio la vestizione della sposa di Max Ernst, inorridito da una piccola figura con un buco al centro di Henry Moore, eccetera. Strano per una persona che ha venduto a Isabella Stewart Gardner il ratto, o forse meglio lo stupro di Europa di Tiziano, però e quando Berenson dice a lei graziosamente, signor Guggenheim, e cosa farà con la sua collezione quando muore? Lei ha detto, lo darò a lei, professor Berenson. Tipico di Peggy, diceva sempre quello che era spiritoso. E quindi una delle cose in teoria importanti della collezione di Peggy era la presenza degli americani. Peggy era lusingato dal fatto che Giulio Carlo Argan, non altro, scrive una presentazione della sua collezione. Poi, quando l'ha letto, l'ha dismesso come una cosa confusa e ignorante. Però Argan ha fatto il suo meglio di far senso di quello che a lui faceva poco senso, che era tutti i modernisti. Lui trascura totalmente gli americani. E vediamo perché. Perché in effetti era la prima visione in Europa, tranne un brevissimo momento, un fine settimana in Inghilterra, la prima visione di Jackson Pollock in Europa e di altri come Gorky, Basiotis, Motherwell, Richard Pousset Dart, eccetera. Il primo arrivo degli espressionisti astratti americani, quello che diventeranno gli espressionisti astratti americani anni dopo. E quindi è importante anche per questo. Ma bisogna capire Argan. Lui doveva guardare questo, non le straordinarie quadri di Dripping, i poured paintings che vengono poco dopo questo. Qui arriviamo in Pollock solo al 1946 e quindi era facile confondere queste e altre opere degli artisti americani come una specie di estensione americana del surrealismo. Queste comunque sono le opere che Peggy ha esposto nel 1948, mentre 2 anni dopo, queste sono altre, 2 anni dopo, la prima mostra di Pollock, la mostra personale, in Europa è stato quello organizzato da Peggy in Piazza San Marco durante la Biennale, da luglio a agosto. E ha avuto abbastanza successo con, mi sembra, 15.000 visitatori in 4 settimane, cioè è stato ha avuto molto successo. E lì finalmente sono arrivati i quadri dei tardi anni 40 che hanno reso famoso nella storia dell'arte Jackson Pollock. E vedi che lei aveva già cominciato a regalarli ad altri musei, ma comunque quello vi dà l'idea di quello che non c'era nel 48, ma che arriva a Venezia nel 50 grazie a Peggy. E qui ho fatto un confronto perché nel 50 finalmente il padiglione americano accoglie 4 o 5 opere di Jackson Pollock. Il confronto è sempre valido, a sinistra opere che c'erano nel padiglione e a destra opere che c'erano nella mostra dello stesso anno di Peggy in Piazza San Marco. Però questo è un evento clamoroso e con questo e altri eventi come il fronte nuovo dell'arte, delle arti, la Biennale finalmente si pone come quello che presenta le novità
che siano le avanguardie, cioè al cutting edge, come si dice in inglese, dell'arte contemporanea. Perché in effetti i canoni, cioè la vera struttura dell'arte contemporanea, era non da molto tempo stabilita da Alfred Barr. Vi ho messo questa copertina della mostra di Barr del 1936, tanto per darvi un'idea che non era possibile in Italia negli anni 30 a capire una struttura così. Un genio, un cervello come quello di Barr ha dovuto indovinarlo e poi, così fiero di quello che ha fatto, lo mette sulla copertina del suo mostra del 1936. E quindi questa specie di struttura delle avanguardie della prima metà del Novecento era una cosa recentemente capita e Argan era semplicemente indietro e colto di sorpresa quando probabilmente all'ultimo minuto, sappiamo che l'ultimo minutismo è endemico alla Biennale, almeno lo era fino a prima dell'epoca Baratta, e quindi Argan ha fatto il suo meglio, voglio dire ciò. Non un'immagine, ma l'elenco dei Gran Premi. E l'idea di questo diapositiva è di darvi l'idea che durante tutti gli anni 50 Europa e i vecchi maestri dominavano le Biennali. In coda ad ogni elenco ci sono degli italiani, ma perché c'erano premi internazionali e poi premi italiani. E quindi è naturale che ci sia anche qualche giovane c'era, Lynn Chadwick per esempio. Però maggiormente questo vi dà l'idea di come Palochini, biennale dopo biennale, recuperava tutti i vari ismi dell'avanguardia. Prendiamo il 1958, 2 anni dopo, per esempio. Il padiglione americano espone Mark Rothko e David Smith, totalmente trascurati e malintesi. Chi vince il premio? Mark Tobey, un piccolo premio del Comune di Venezia, ma Mark Tobey era il più europeo del gruppo, era più capito della giuria, quindi allora quasi ignorati gli americani negli anni 50. In effetti l'espressionismo astratto americano si presenta in modo disgregato, incoerente durante gli anni 50, a differenza di un episodio a cui arriviamo fra poco. Insomma, anche Alexander Calder era più europeo che americano, in effetti. Parigi, amici europei, Mondrian, Miro, eccetera. Anche lui vince un premio all'inizio del decennio. Quindi un decennio dominato dagli europei e tutto cambia nel 64. Questo è forse il più raccontato di tutte le biennali, proprio per l'evento del premio dato a Robert Rauschenberg. Ed è interessante cercare di capire la verità su questo evento. Era previsto addirittura. Gianalberto Dell'Acqua, allora presidente della Biennale, quando scrive nel catalogo della Biennale quasi nomina, non lo fa, ma quasi nomina Robert Rauschenberg come vincitore. Robert Rauschenberg stava avendo un successo vertiginoso in America, grazie a un certo Alan Solomon. Allora, cosa accade? Nel 62 MoMA, Museo d'Arte Moderna di New York, rinuncia alla sua gestione della Biennale, del padiglione. Aveva comprato il padiglione nel 1954 dai Grand Central Galleries, quei poveracci che litigavano con gli artisti nel 1936. MoMA prende il padiglione, poi rinuncia nel 62, stufi, costava tanto soldi, è sempre difficile organizzare, eccetera. Il Dipartimento di Stato sostituisce loro e nominano Alan Solomon, uno di quegli eroi che scompaiono troppo presto. Nel 70 muore di un infarto. Alan Solomon per 2 anni era direttore del Jewish Museum di New York e quando nel 63 dà una mostra a Robert Rauschenberg era il primo evento di New York chic, cioè in cui tutti volevano essere presenti all'inaugurazione, in cui i prezzi si alzavano alle stelle. Era un evento come noi aspettiamo che sia normale oggigiorno, ma che non lo era allora. Alan Solomon, molto interessante, lui costruisce un grande padiglione. Aveva capito fin dall'inizio che il padiglione era troppo piccolo. Quindi lui colloca 2 artisti, Morris Lewis e Ken Noland, nel padiglione, con mi sembra un'opera degli altri artisti solo schiacciati in un angolo, e poi occupa un palazzo vuoto sul Canal Grande di fronte a cui l'ex consolato americano, l'edificio La Villetta accanto alla collezione Peggy Guggenheim. E fa una grande mostra, c'era Rauschenberg, Johns, Jim Dine, Frank Stella,
John Chamberlain, Klaus Oldenburg, oltre a Lewis e Noland. Era una mostra incredibile, la più forte presenza, la più aggiornata presenza del suo tempo, di quel momento, in tutta la storia di America nella Biennale. E quindi era atteso in qualche modo. Quello che ha infuriato la stampa, innanzitutto francese, era il modo in cui vince Robert Rauschenberg. Accusavano Solomon, gli americani, di una specie di imperialismo. Eliana Sonnabend a Parigi ha fatto una campagna pubblicitaria in tutta Europa per Rauschenberg a Venezia. Per caso al Teatro Le Fenice Rauschenberg era presente facendo uno spettacolo con Merce Cunningham e John Cage. Ricordiamo, io non ricordo, ma è da ricordare la festa al consolato, una festa affollatissima, una di quelle feste a caccia e invito che è tipico oggi della Biennale, ma questa era la prima, con Leo Castelli, gallerista, per amor di Dio, come co-ospite assieme ad Alan Solomon. E poi, innanzitutto, le dichiarazioni trionfalistiche di Alan Solomon che dice oggigiorno New York è il capitale dell'arte nel mondo, non Parigi. Quindi critici come Gérard Gassier-Talbot, Pierre Caban, Annette Michelson, tutti furiosi per questa vincita. Però è andato bene. E Rauschenberg stesso confessava di sentirsi totalmente nuovo, un uomo cambiato, come avesse un nuovo pelle addosso. Questo caratteristico della Biennale di promuovere un artista già forse celebre a casa, in un paese proprio, che acquisisce una fama internazionale grazie al premio della Biennale. Rauschenberg dà un'intervista ad un giornalista giovanissimo allora. Io lo conoscevo, Adriano Donaggio lo conoscevo senz'altro, Paolo Rizzi. E a Paolo Rizzi fa queste domande. Guardiamo questo. Le opere in padiglione. Metà delle opere erano di Giuseppe Panza, fra l'altro, di Varese. Perché l'orologio era in una posizione non verticale? Risponde, se non fosse così, nessuno chiederebbe perché è così. Poi, perché ha messo un vero orologio anziché dipingerne uno? Risponde, non serve più giocare con l'illusionismo, questo è più serio e più importante. Non serve più giocare con l'illusionismo. Perché sono in rilievo le opere? Forse perché Texas, ricordiamo che Rauschenberg nasce in Texas, forse perché in Texas è così piatto. Forse li faccio grandi perché posso venderli per più soldi. Chiede, è la prima volta a Venezia? Tutti a Venezia vogliono sapere se è la prima volta, se piace Venezia, eccetera. Lui dice, sì, sono stato a Venezia per un giorno a dicembre e sono uscito a vedere un film che ho perso in Texas. E poi, le piace Venezia? Sì, mi ricorda Texas. cioè, cercate di immaginare Jackson Pollock intervistato così. Lui avrebbe depresso, ubriaco, serio, cioè avrebbe esternato tutte le sue psiche interne, eccetera. No, questo cool, questo modo di rispondere, questo atteggiamento, me ne frego di niente, era assolutamente tipico del pop art. Infatti, della Biennale del 64 è noto come la Biennale dell'affermazione di pop art, anche se in verità né Johns né Rauschenberg sono considerati pop. Ed è vero che Lichtenstein arriva solo 2 anni dopo, poi ancora dopo nelle Biennali Warhol e Rosenquist arrivano. Quindi non è proprio vero, pure c'è una bella presenza di italiani con la forma italiana del pop art in quello. Ed è oggi visto come l'affermazione europea del movimento del pop art. Il problema di Alan Solomon era perché era convinto che Rauschenberg poteva vincere la mostra, anche se le opere non erano nel padiglione. Infatti diceva di aver avuto rassicurazione su questo. Ma l'allora presidente, un certo Mario Marcazzan, cambia idea e voleva escludere Rauschenberg dal premio perché non era presente nei giardini, o quasi. E questo dà luce a questa famosa fotografia qui.
sul Canal Grande, fuori dal consolato britannico, un enorme quadro viene esportato subito, veloce ai giardini, messo sotto una specie di patio, specie di tettoia sul patio del Biennale, tanto per poter convincere la giuria di accettare Rauschenberg come candidato. Sam Hunter, grande critico americano, che era nella giuria, ha dovuto convincere la giuria di uscire dai giardini e venire fin qui a Dorso d'Oro per vedere le opere. Era un biennale pieno di aneddoti, ma Alan Solomon, molto determinato, diceva alla stampa, a Harper's and Queen, mi sembra, già prima di partire per Venezia, io voglio che Rauschenberg vince, e quindi è stato una specie di atto di volontà da parte sua. Qualche altro aneddoto, le 3 bottiglie di Coca-Cola, uno si rompe, Panza disperato, e si scopre che le bottiglie di Coca-Cola in Europa sono diverse da quelle in America, quindi hanno dovuto far volare qualcuno con una bottiglia giusta, con il colore giusto, fin dagli Stati Uniti. E poi in alto a sinistra, solo recentemente, il Canyon, uno dei grandi combines di Rauschenberg, è stato soggetto, forse come sapete, di uno straordinario episodio con il fisco americano. Quando Iliana Sonnabend muore, paga ben 471 milioni di dollari nei diritti, nei tassi di decessione, come si chiama, di morte. Ma il figlio adottivo e la figlia hanno messo al valore questo 0, perché avendo un'aquila calva attaccato, essendo fuori legge le aquile calve che non si può vendere, consideravano che non aveva nessun valore, perché nessuno l'avrebbe comprato, perché era illegale comprarlo. Quindi hanno messo a valore 0. Ma poi si sono intrappolati in qualche modo, perché il fisco decide diversamente. E loro valorizzano l'opera a 65 milioni di dollari, siamo 5-6 anni fa ormai, e pretendono a 29,2 milioni di dollari di dazi di morte, e altri 11,7 milioni di dollari come penalità, come sanzione. Finisce che loro mollano a questa pretesa, obbligando gli eredi di donare l'opera ad un museo, che l'hanno fatto poi al Museo d'Arte Moderna. Ma qualcuno mi ha detto una volta, quando fra decenni si rivelano tutte le carte del MoMA, chissà quale era l'accordo fra MoMA e gli eredi, in qualche modo, non so chi ha vinto. Comunque la cosa si è risolta con la donazione dell'opera a MoMA che ha anche quel curioso bed dipinto con grande disinvoltura una mattina quando Rauschenberg non aveva tele. C'è un strano seguito a questo. Questo mi sembra quasi il mio ultimo episodio. Nel 66 Alberto Burri è invitato a fare una mostra in una sala personale, grande segno di stima, compreso quest'opera qui, che adesso è di nuovo a Venezia, una delle combustioni plastiche di Burri. Burri, stranamente, uomo molto riservato, rinuncia al premio. Era ovviamente chiacchierato che sarebbe stato lui a vincere un gran premio in quell'anno, almeno italiano se non quello internazionale. E lui dice, non mi candido, e non si capisce perché. Ma un'ipotesi è questa. Effettivamente Burri comincia la sua carriera nei primissimi anni 50, anzi tardi 40, appena rilasciato dal campo di concentrazione in Texas, stranamente. Comincia a fare i suoi sacchi, eccetera. Rauschenberg, che visita Italia nel 52-53 mi sembra, è venuto a conoscenza di Burri. Lui in quel momento era in una specie di cul-de-sac. Rauschenberg non sapeva più cosa fare, secondo me, non l'avrebbe mai detto. Ma a Firenze produceva feticci personali, queste strane scatole personali che erano oggetti patetici, piccole scatole con oggetti trovati per strada che lui regalava come opere d'arte. E quando un critico fiorentino diceva nella stampa meglio buttarli nell'Arno, lui li butta nell'Arno. Però regala uno a Alberto Burri, visita lo studio, espone anche lui al Galleria dell'Obelisco a Roma, che è la galleria di Burri, e nel 1953, ritornato a New York,
Burri, che stava avendo già un grande successo in America, espone anche lui, tutti e due espongono alla Stable Gallery. Quindi c'erano sicuri contatti e secondo me si può fare l'ipotesi che Rauschenberg trova la via di uscita del suo cul-de-sac, grazie a Alberto Burri, totalmente dimenticato. La lunga biografia di Calvin Tompkins di Rauschenberg non nomina Burri neanche una volta. Nessuno ha nominato nel 1964 Burri, ma Burri probabilmente considerava Rauschenberg in qualche modo un seguace, non un allievo, ma qualcuno che ha imparato molto da lui. Infatti ci sono opere del 1954 di Rauschenberg che si può sbagliare per opere di Burri. Così nel 1966 non voleva essere quello che ha ricevuto il premio della Biennale dopo Robert Rauschenberg. I Gran Premi, e forse il morale di questa favola è che i Gran Premi sono cose complicate. Per esempio Roy Lichtenstein, secondo Lawrence Alloway, grande scrittore sulla Biennale, doveva vincere nel 66 il Gran Premio. Era celebratissimo con mostre itineranti in Europa, eccetera. Invece lo vince Julio Leparc, che era un minore op art. Julio Leparc non penso così, però insomma rispetto al movimento del pop art era tutta un'altra cosa. Almeno si ragiona in questi termini che l'assegnazione dei premi è sempre una cosa politica e complicata, non per puro merito. 78, una bellissima biennale chiamata Dalla natura all'arte, dall'arte alla natura, e 2 episodi divertenti di quel biennale dimostravano proprio dalla natura all'arte e la confusione fra i loro due. Riconoscerete Arnold Reiner a destra. Io ricordo nella stampa locale, anche Franco Miracolo ricorderà che a un certo punto la stampa dice grande crisi, direttore delle arti visivi, mi sembra che fu Luigi Carluccio, allora salta dal letto alle 5 di mattina perché la sorveglianza del padiglione austriaco dice che sono stati violentati, cioè sbrattati tutte le opere nel padiglione austriaco. I don't know. Le cose di Arnold Reiner voluto così, quindi tutto un falso allarme. Però più grave era la porta 11 Rue Larrey di Marcel Duchamp nel padiglione centrale. Ho parlato prima dell'ultimo minutismo della Biennale. In effetti gli imbianchini sono mandati dentro la Biennale proprio nelle ultime 36 ore per rifinire tutto, eccetera. E 2 entusiasti pittori hanno dipinto anche le porte che vedevano davanti. È una porta, per chi non conosce, tipico di Duchamp, una specie di solipsismo o paradosso, una porta che riempie 2 vani in cui lui ha vissuto nel 1927. Cioè quando la porta non è mai chiusa, perché quando una porta è chiusa l'altra è aperta. Quindi è un equivoco molto, molto divertente. Apparteneva a Fabio Sargentini di Roma, assicurato per $200.000. E i dipintori hanno trovato una macchia, una piccola scritta, l'hanno cancellato, cioè la firma. Cioè era un po' malmesa questa porta, hanno ridipinto tutto. Causa. Dura, mi sembra, ben 9 anni. E finalmente il valore assicurativo è stato ripagato a Sargentino, 400 milioni di lire, scusa. Ecco cosa hanno giudicato. L'imbrattamento della porta di Duchamp, la parziale abrasione della firma e della data e la perdita della patina originaria hanno costituito un nocumento irreparabile al pregio dell'opera. E così ha vinto la causa. La Biennale oggi, qualche momento che nella mia esperienza ho vissuto e che segna un po' la trasformazione della Biennale negli ultimi anni. Aperto, curato ai magazzini del Sale da Bonito Oliva e Zeman, afferma l'impegno della Biennale verso i giovani. Forse è Bonito Oliva molto fiero di quell'evento, fuori sede, cioè fuori i giardini, che davano mostra specificamente per i giovani. Invece la strada nuovissima di Portoghesi era l'affermazione nel mondo del postmodernismo. Il sottotitolo era La presenza del passato. Questo in qualche modo inaugura, Vittorio Grogotti aveva fatto cose prima, ma in qualche modo inaugura un impegno della Biennale verso l'architettura ed è stata un'importantissima mostra che tutti gli architetti ricordano come
come dico, l'affermazione di postmodernismo come pop art era affermata nel 64. Io ho testimoniato la prima Biennale d'architettura, cioè la sua nascita. Ricordo bene che dopo la Biennale del 90 si riunivano tutti i commissari dei padiglioni stranieri, chiamato da Francesco Dalcò, e tutti attorno a una tavola e dicevano, e Dalcò dice, voglio fare una Biennale d'architettura simile a quella delle arti visive, cioè con le presenze nazionali nei padiglioni. No, per favore, abbiamo pochi soldi, non possiamo fare tutte queste cose. Noi siamo nelle arti visive, non conosciamo l'architettura, eccetera. Tutti hanno rifiutato la proposta di Francesco Dalcò, tranne, per fortunato caso, il commissario austriaco, che non era altro che Hans Hollein. E Hans Hollein, io voglio che si fa la Biennale d'architettura, perché la sua grande campagna per tutti i suoi ultimi anni era di mettere l'architettura sullo stesso livello delle arti visive. E quindi Hans Hollein e Francesco Dalcò vincono e si riesce a fare nel 91 la prima vera Biennale d'architettura, che è diventato ormai parte della struttura della Biennale. Nel 93 nessuno ha notato, ma io l'ho notato, perché lavorando per il Dipartimento di Stato davamo molta attenzione a chi vinceva i premi, che per la prima volta un artista fuori dai giardini vince il premio. Ricordiamo che Rauschenberg quasi perde perché non era nei giardini. Adesso uno vince che è completamente fuori dai giardini in una mostra che non è quella dei padiglioni, eccetera. Ed era Robert Wilson. Ricordo che nel 95, questo mi ha colpito molto, nel 95 il padiglione americano era impegnatissimo con Bill Viola, bellissimo, trasformazione del padiglione intero, costava almeno $1 milione, che era molto allora, adesso è normale. Chi vince il premio? Uno scelto dal loro curatore, Gary Hill. E quelli del Dipartimento di Stato, ma maledizione, se volevamo vincere il premio potevamo fare meno di Bill Viola e affidarci in Gary Hill, che faceva cose simili. Comunque un estraniamento ai giardini è quello che voglio dire. Nel 95 il primo direttore delle arti visive non italiano, che è diventato normale. Nel 95 quel strano anno che era il centenario della Biennale addirittura, che era celebrato fuori dai giardini perché il comune ha fatto un pasticcio rinnovando tutti gli impianti del padiglione Italia e non era utilizzabile, quindi Jean-Claire ha deciso di fare la sua mostra a Palazzo Grassi. Il 98 è stato molto importante, la trasformazione da ente pubblico romano dai giorni di Giuseppe Volpi in una fondazione sempre ma più libero anche di Roma, cioè sempre con nomine romane del governo, ma più libero. La riduzione dell'ingestibile consiglio di amministrazione. Ogni biennale negli anni '80 era in ritardo, perché nessuno riusciva a nominare i loro personaggi sul CDA. E così si arrivava a 3 mesi prima dell'inaugurazione, tutto in fretta e furia, si faceva biennale frettolose. Invece con questa riduzione del CDA diventa molto agibile ed è gestito molto bene e con una mano molto forte, un po' alla Maraini, diciamo, da Paolo Baratta. Io ricordo, e qui sarà un po' indiscreto, però ricordo la prima riunione di Baratta con i commissari. I commissari tipicamente si univano per un giorno e mezzo, offerto taxi per andare ai giardini, pranzi, cene, una grandissima tavola a forma di ferro di cavallo in cui si discutevano i problemi e le sfide in comune. Prima riunione dei commissari con la nuova gestione di Baratta era come questo. Tavolo alto e quelli della Biennale parlavano giù ai commissari in platea, breve riunione di 1 ora e mezza, poi un buffet e poi via. E c'erano persone che arrivavano da Corea, da Nuova Zelanda, da tutto il mondo, proprio per essere presenti per questa riunione, sbrigate, però era in effetti il segno di una nuova forma di gestione. Il segretario generale non c'è più, chi gestiva c'è il presidente. I presidenti prima di Baratta erano completamente assenti, quasi non venivano, solo per
stringe le mani delle dive sul tappeto rosso al Lido, semmai. Quindi insomma, nulla da togliere, l'epoca Bharata entra nella storia come un'epoca straordinaria. Lui ha sorvegliato una trasformazione assolutamente necessaria per la Biennale. Ed eccolo in fondo, da euro e nordamericano centrico a globale, espandendosi dai giardini all'Arsenale e adesso l'intera città di Venezia. E quando vi mostro quest'ultima cosa, una piccola tabella che ho costruito nel 2015, vedete che la Biennale è un catalista di cose incredibili in città, mostre a latere, tutti gli enti, anche il Museo di Storia Naturale vogliono fare mostre d'arte contemporanea quando c'è la Biennale, tutti riservano le più belle mostre per quest'epoca, tutti vogliono essere qui. E probabilmente i numeri sono di più, ma se uno voleva vedere tutto quello che c'era da vedere a Venezia in quell'anno, aveva più di 300 appuntamenti in 2 giorni, perché quello è il tempo solito per chi visita la Biennale. Ho finito, grazie per la vostra pazienza.